La guerra in Ucraina pesa anche sul carrello della spesa. In un anno le farine di grano tenero sono aumentate del 25%, le uova del 26% e via via a crescere, pollo 59%, tacchino 63%, sfarinati di grano duro 89%, burro più 110%. Secondo il centro studi CNA, all'instabilità del mercato e a fenomeni speculativi si somma la nostra strutturale dipendenza dalle forniture estere di grano duro, tenero e mais, che si riversa poi anche sull'alimentazione del bestiame. È necessario aumentare la produzione all'interno del contesto europeo per far fronte alle difficoltà di importazioni che in questo momento stiamo subendo. Contemporaneamente, tutte le specificità del Made in Italy, a partire dalle produzioni DOP e IGP, vanno tutelate in un'ottica di filiera. Come il nostro paese sta cercando di diversificare i mercati di approvvigionamento per il gas, lo stesso dovrebbe fare per i cereali, un'impresa che però appare non meno problematica. Le grandi esportazioni dal continente americano, ad esempio, presentano un limite massimo di aflatossine più permissivo di quello dell'Unione Europea, la presenza degli OGM vietati dai nostri consorzi per le produzioni DOP e l'impiego dei glifosati.